In Val Brenta, Cismon del Grappa è conto alla rovescia per il Bomba Day di domani. Saranno 294 le persone che entro le 7:40 dovranno lasciare la loro casa. Sono coloro che vivono all'interno dell'area di sgombero, una circonferenza di 226 metri di raggio intorno all'ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale, rinvenuto a febbraio in via Roma durante i lavori di scavo per il passaggio della condotta fognaria. Alle 8 inizierà il lavoro degli artificieri del Comando Ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, che procederanno con il despolettamento. Durante le operazioni di bonifica sarà operativo il COC, il centro operativo comunale, la cabina di controllo che sarà allestita all'ex municipio di Vastagna e sarà coordinata dal prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo. Dalle 6:15 di domani mattina e fino al termine delle operazioni, la statale 47 Valsugana sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Val Brenta e la galleria di Arsier. I due punti sono a nord, lo svincolo di Cismon Nord, dove verrà interdetta completamente la circolazione in direzione sud. Quindi chi arriva da Trento verrà fatto uscire dalla SS47, potranno scegliere se tornare a Trento oppure prendere la 50 bis che è la galleria di Arsier. Per chi proviene da sud, stessa cosa, allo svincolo di Cismon Sud, quindi località Valgoccia, ci sarà lo sbarramento finale che prevederà l'uscita obbligatoria nello svincolo e il ritorno indietro verso Bassano. Stop anche alla circolazione ferroviaria lungo la linea Bassano-Trento con i treni che saranno fermi già a partire da questa sera. Le operazioni di despolettamento della bomba dovrebbero durare all'incirca 8-10 ore, poi ci sarà il trasferimento fino alla cava di Via Cavico a Rossano Veneto per il brillamento.